Insegnante ucciso dal nipote a San Stino. Per la procura il 17enne rimane per ora l'unico indagato. Dell'omicidio restano molti aspetti da chiarire nella ricostruzione dei fatti. Continuano le ricerche del corpo della 53enne ai Vigili del Fuoco. In campo per il secondo giorno la corrente potrebbe aver spostato il cadavere a chilometri di distanza. 10 assessori, 3 conferme, volti nuovi nella giunta Venturini, Zaccariotto vice sindaca con delega alla sicurezza, Paolo Romor la delega che unisce urbanistica e cultura, rispettati accordi preelettorali. Critiche invece Martella dice squadra modesta nata dalla spartizione tra partiti di poltrone e assessori, la CGIL riedizione della giunta Brugnaro. Tutto pronto a Gemona per la Triveneta 2026, il raduno degli alpini a nord-est. Questa mattina la presentazione ufficiale a Udine, Antenna 3 pronta a raccontare tutti gli eventi in diretta fino alla sfilata clou di domenica. Buonasera, bentrovate, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, il sondaggio di Ring quest'oggi ha a che fare con Vannacci. Vi chiediamo infatti se secondo voi debba allearsi con il centrodestra, sì o no ai numeri che come sempre vedete in sovraimpressione. Ne parleremo durante la puntata di Ring questa sera a partire dalle 21 con Ferdinando Avarino. Torniamo all'omicidio di San Stino, vediamo dunque gli sviluppi durante questa giornata. Le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza riprendono chiaramente il 17enne che spinge la carriola, confermando di fatto quanto ha confessato agli investigatori. Lo ha ribadito in queste ore il procuratore di Pordenone Pietro Montrone. Al momento, spiega, è escluso il coinvolgimento di terzi, ma ci sono delle esigenze di approfondimento che potranno essere effettuate solamente al rinvenimento della salma. Il 17enne dunque rimane per ora l'unico indagato, reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, accoltellata a morte e poi gettata nel canale. L'accusa gravissima, omicidio volontario. Ora il giovane si trova in una comunità per minori della provincia di Treviso. Chi lo ha visto prima del trasferimento nella struttura parla di un giovane che sta progressivamente prendendo coscienza della gravità del suo gesto. Dopo la consegna degli atti per la richiesta di convalida del fermo da parte della Procura dei minori di Trieste, ci saranno altre 48 ore per fissare l'udienza. Gli investigatori intanto continuano le indagini per ricostruire quei drammatici momenti quando il 17enne, dopo l'ennesimo litigio per questioni di eredità, tensioni che aleggiavano da tempo in famiglia, ha estratto il coltello e colpito a morte la zia. Teatro della mattanza la legnaia, la villa intera rimane sotto sequestro. I cittadini, ancora attoniti per questa tragedia, spiegano che proprio quella sera c'era la raccolta di rifiuti proprio nel ponto dove è stato gettato il corpo. Questo forse spiegherebbe perché la carriola con il telo che copriva il corpo della donna sarebbe passata inosservata. Ci sono però ancora molti punti da chiarire nella ricostruzione dell'omicidio. Un testimone avrebbe riferito di aver visto il padre portare il 17enne dal medico venerdì per delle ferite al braccio destro e una possibile contusione. A San Stino intanto resta fra tutti un nodo alla gola, lo sforzo per non piangere di fronte a tanta crudeltà. Sono cose che purtroppo nella società di oggi, io ho un nipote della stessa età, quindi può immaginarsi che cosa provo in questo momento. In queste ore è un pellegrinaggio continuo nella villa della vittima, amici, allievi e conoscenti. Dopo i primi fiori e messaggi lasciati dai suoi allievi sono stati portati altri omaggi ed altri biglietti, pensieri in ricordo della vittima. Ci sarà un momento di preghiera nella scuola media dove la 53enne insegnava. L'istituto ha deciso di concedere agli allievi che non se la sentono di spostare l'esame di terza media alla prossima settimana. Proseguono intanto le ricerche del corpo della vittima. A San Stino di Livenza proseguono senza sosta le ricerche del corpo della professoressa Chiara Guerra, 53enne, uccisa a coltellate dal nipote 17enne che ha confessato l'omicidio. Una vicenda che da giorni tiene impegnate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco in un'attività di perlustrazione continua lungo l'area interessata. Anche nelle scorse ore è stato predisposto un dispositivo rafforzato dei vigili del fuoco con il reparto SAF impegnato insieme ai gommoni, sommozzatori e droni. In volo anche l'elicottero
Drago, che sta seguendo il corso d'acqua fino alla foce, estendendo il monitoraggio verso il mare Adriatico. Le operazioni si concentrano in particolare sul canale Malgher, indicato dal 17enne come il punto in cui avrebbe gettato il corpo della zia e l'arma del delitto. A distanza di diversi giorni dei fatti, resta però concreta la possibilità che la corrente abbia spostato il corpo anche a chilometri di distanza dal punto indicato, rendendo lo scenario di ricerca ancora più ampio e complesso. Per questo il campo di intervento è stato ulteriormente esteso, con controlli che riguardano non solo l'alveo del canale ma anche gli argini, dove vegetazione fitta, tronchi e detriti trasportati dall'acqua rendono le operazioni particolarmente difficoltose. Le squadre stanno lavorando su più fronti, passando al settaccio ogni tratto accessibile, in una ricerca che resta aperta e in continuo aggiornamento. Il Veneto orientale è stato invece protagonista e colpito in queste ore di un'ondata di maltempo con piogge e temporali anche intensi. Le immagini che vedete sono state girate ad Annone, dove un violento acquazzone è stato accompagnato anche da una grandinata a forte maltempo che ha attraversato più in generale tutta l'area del porto gruarese. Andiamo a vedere invece la nuova giunta presentata stamane dal sindaco Venturini. È una squadra che rappresenta gli eletti dell'amministrazione comunale, cioè siamo una squadra di eletti. Nessun assessore esterno come si era vociferato nei giorni scorsi. Il sindaco Venturini ha presentato ufficialmente la sua nuova squadra, 10 assessori di cui 3 under 40, 4 Fratelli d'Italia, 2 Lega, 1 Forza Italia, 3 lista Venturini sindaco e 4 consiglieri delegati. L'idea è quella di dare anche un senso generazionale alla giunta, con esperienze solide da parte di alcuni membri, a iniziare dal mio vice sindaco che ha un'esperienza di garanzia, ma anche con risorse ed energie nuove per dare risposta alle istanze generazionali che le nuove generazioni stanno ponendo e hanno posto anche in campagna elettorale. A Francesca Zaccariotto, vice sindaco, andranno le deleghe alla sicurezza urbana, polizia locale, vivibilità urbana. A Silvia Peruzzo Meggetto, consigliera comunale nella precedente amministrazione, sport e turismo. La delega alla cultura, che ha lasciato col fiato sospeso, va a Paolo Romor, insieme a urbanistica, cultura, ambiente e avvocatura civica. E conosce molto bene anche le dinamiche culturali della città, le sue fondazioni culturali, e quindi mi darà sicuramente una mano, pur restando io poi a capo di tutta la giunta, evidentemente dando le grandi strategie generali anche sui temi culturali. Cultura e urbanistica sono parti del ridisegno di una città, ne formano l'anima e ne formano l'immagine, quindi l'urbanistica così come la cultura oggi sono centrali nel reimmaginare la città del domani. Paolino Danna avrà le deleghe a personale, protezione civile e lavoro, Maica Canton, politiche educative e trasporto automobilistico, Alessandro Scarpa Marta, pesca e agricoltura, Ermelinda Damiano da presidente del Consiglio Comunale ad assessore a coesione sociale, casa e patrimonio. Michele Zui mantiene le deleghe a bilancio, tributi, partecipate e mobilità acquea. Riccardo Brunello, altra giovane new entry, i lavori pubblici che eredita da Zaccariotto, e Sebastiano Costalonga manterrà commercio e attività produttive. Il primo cittadino terrà invece per sé le deleghe a porto, relazioni internazionali, politiche comunitarie. I consiglieri delegati sono Paola Mar, assessore nella precedente amministrazione, con delega università, biblioteche e street art. Massimiliano De Martin, UNESCO, politiche energetiche e dell'acqua. Giovanni Giusto mantiene le tradizioni, Aldo Reato, valorizzazione della gondola. Saranno inoltre istituiti 2 gruppi di lavoro. Il tema delle nuove politiche per la residenza, nuova residenzialità, è l'immagine di come reimmaginare il tema della casa non solo a Venezia ma più in generale in tutte le grandi metropoli, e dall'altra parte il tema della gestione dei flussi turistici. Costituirò 2 gruppi di lavoro, 2 unità di missione con a capo delle persone prese all'esterno. Nei giorni scorsi Andrea Martella, principale avversario di Venturini alle elezioni, aveva chiesto di fare un atto di coraggio dando la presidenza del Consiglio alla minoranza, ma Venturini risponde così. Hanno utilizzato una campagna elettorale per demonizzare l'avversario, questa mano tesa così in questo momento lascia un po' il tempo che trova. Non credo che sia oggi una soluzione percorribile, avranno le presidenze di garanzia così come già detto, mi aspetto un atteggiamento diverso da quello che hanno avuto in campagna elettorale. Sulla nuova giunta Martella ha commentato: giudicheremo sulla base delle azioni e dei risultati. La prima valutazione però è quella di una squadra modesta, tutta figlia della spartizione tra partiti per numeri di poltrone e assessori, priva di apertura verso l'esterno, di competenze e professionalità al di fuori del perimetro dei partiti. Sentiamo dunque le voci degli assessori neoeletti, neonominati.
Francesca Zaccariotto è la nuova vice sindaca della Giunta Venturini con deleghe alla sicurezza urbana, polizia locale e vivibilità urbana. Oggi milita in Fratelli d'Italia. È una scelta assolutamente innovativa ed importante che ti riempie, al di là dell'essere onorata, anche di una grande responsabilità che richiede un grande lavoro di squadra anche con tutti gli altri assessorati, nella consapevolezza che questo è un tema prioritario non solo per Venezia con Mestre ma anche per tutte le città importanti d'Italia. Zaccariotto ritrova Paolino Danna, lista Venturini sindaco, insieme ai tempi della provincia, con delega al lavoro proprio come allora. È una delega importante, anche se come comune non abbiamo proprio la competenza, ma è molto importante soprattutto in questo momento particolare stare vicino alle nostre aziende, alle nostre fabbriche, e io sono a disposizione appunto per aiutare tutta una fase particolarmente delicata in questo momento. 3 gli assessori under 40, Ermelinda Damiano, che da presidente del Consiglio Comunale eredita alcune delle deleghe di Venturini divenendo assessore a sociale, casa e patrimonio, Silvia Peruzzo Meggetto, assessore a sport e turismo, Riccardo Brunello, lavori pubblici. L'evoluzione naturale anche del lavoro che avevo svolto in qualità di presidente del Consiglio, soprattutto per la parte delle politiche femminili, e una grande eredità del nostro sindaco, e quindi per me è una doppia responsabilità. Sicuramente è una grande sfida personale che cercherò di onorare con tutto l'impegno, l'umiltà e l'entusiasmo che mi contraddistingue. 2 assessorati importanti di peso che accolgo con grande senso di responsabilità e un grande entusiasmo, rappresentano 2 anime del nostro territorio veneziano molto importanti, quindi sento il peso di questa responsabilità. È una bella sfida, sono molto contento, raccolgo i frutti di questi anni di lavoro, perché insomma sono quasi 15 anni fra Consiglio di Municipalità e Consiglio Comunale, e quindi sono veramente soddisfatto. Questa scelta del sindaco di aver scelto e puntato su una squadra giovane credo che sia veramente un passo avanti. Politiche educative e trasporto pubblico locale a Maica Canton. Una nuova sfida sul territorio, quindi con trasporti pubblici e proprio anche tutto quelli che sono le mobilità. Mantengono le deleghe della precedente amministrazione Zuine e Costalonga. Sono contento perché il sindaco abbiamo voluto nella squadra di nuovo, perché su questo campo qui, che è un campo molto complicato e difficile, aveva bisogno di una persona che aveva già un'esperienza. Infine dal Lido Alessandro Scarpa Marta. Un lavoro molto importante, e già nei prossimi giorni ci metteremo al lavoro per cercare di ascoltare e di risolvere quelli che sono i problemi di tutti i giorni dei cittadini. Le scelte dei nuovi assessori critica la CGIL, 7 componenti su 10 della giunta Venturini dicono hanno già ricoperto incarichi nelle giunte Brugnaro. Alla presidenza del Consiglio Comunale il nostro giudizio, ha detto il segretario Giordano, si formerà sulle scelte che la nuova amministrazione adotterà. La nuova giunta, conclude, dimostra nei fatti di non essere una fotocopia delle precedenti. Mentre per la lotta al degrado a Mestre andiamo a Mestre in via Giustizia. Dopo vari tentativi di liberare via Giustizia da siringhe, c'è di tutto, sporcizia, c'è di tutto, abbiamo deciso di mettere il marciapiede in quarantena per la tutela dei passanti e di chi lavora in questa zona. Il marciapiede di via Giustizia è in quarantena a tutela di passanti e lavoratori. Per Paolo Favaretto si tratta di denunciare per l'ennesima volta il degrado e la scarsa sicurezza in cui versa quest'area di Mestre. Negli anni la sua carrozzeria ha subito oltre 40 incursioni di ladri e detiene molto probabilmente il record italiano di furti. Favaretto ne ha viste di tutti i colori, persino il ladro che si era accampato con una tenda davanti alla sua impresa, ma non ha alcuna intenzione di mollare. Mi dispiace molto, ma abbiamo dovuto farlo, abbiamo dovuto recintare, lo faremo sempre di più, presideremo, se serve metteremo le guardie giorno e notte, vogliamo difenderci, non ne possiamo più, bisogna finirla, basta. Molte adesioni a Mestre in occasione del Restart, giornata dell'arte contro la guerra. Decine di artisti hanno ridato colore ai pannelli di via Antonio da Mestre, esposto i propri lavori o si sono esibiti in concerto. Eventi come questo fanno vivere i nostri quartieri, togliendoli dall'abbandono, hanno dichiarato dal laboratorio Pandora, sottolineando come l'ex CAP di Mestre fino a 4 anni fa abbandonato oggi vive invece una vita grazie alle attività costruite dal basso. Tutto pronto invece per la Triveneta degli Alpini 2026.
Il partito ormai mancano pochi giorni, abbiamo spiegato a tutti i giornalisti e tutta la stampa e le televisioni il nostro programma. Con la conferenza stampa di presentazione ha preso il via la settimana delle penne nere in Friuli Venezia Giulia, che culminerà con la 3 giorni, 19, 20 e 21 giugno, con il raduno del terzo raggruppamento alpini del nord-est, comunemente chiamato Raduno Alpini Triveneto. La nostra emittente seguirà l'evento con una programmazione speciale a partire già da giovedì sera fino a domenica, quando ci sarà il passaggio della Stecca con Treviso. Sarà il raduno dei record per le varie concomitanze, in primis il ricordo del tragico terremoto del Friuli del 1976, con alpini non solo dal Triveneto ma da tutte le sezioni d'Italia che parteciparono agli 11 cantieri di lavoro voluti dall'ANA. Gemona è pronta, come il motto del suo glorioso battaglione, mai da Ur. No, siamo pronti in tutto, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio, siamo convinti che sarà una grandissima adunata del Triveneto, perché anche ci saranno, come dicevo prima, tutte le sezioni, le 63 sezioni che hanno operato dopo il terremoto per 3 anni, 76, 77, 78, per aiutare i fratelli friulani. Anche l'Associazione Nazionale Alpini, presente in questo momento dove l'amicizia, la fratellanza, l'emozione e l'alpinità uniranno Veci e Boccia. Questo cinquantenario del terremoto del Friuli, che rappresenta per gli alpini, ma non solo per gli alpini, una situazione che è stata veramente inimmaginabile a quell'epoca, con tanti volontari che hanno lavorato per la ricostruzione. Gli alpini hanno dato una mano nella fase delicata dei soccorsi e anche nella mirabile opera di ricostruzione per ridare fiducia e futuro a questa terra friulana che a 50 anni da quell'evento tragico ricorda i suoi morti, ma si mostra anche nella sua bellezza e nella sua voglia di futuro, che grazie agli alpini è diventata realtà. E non solo, è pronta ad accogliere le migliaia di penne nere che invaderanno pacificamente il territorio. Diciamo che il popolo degli alpini è un popolo sempre educato e quindi sa bene inserirsi nelle nostre comunità, che sono comunità rispettose ed accoglienti, quindi noi con grande amore, devo dire, perché credo che tutti provino un grande amore per gli alpini, li accoglieremo, avranno gli spazi a loro dedicati, la città si aprirà a loro e si farà trovare pronto per questo grande evento. Grazie per averci seguito in questa edizione. Le previsioni del tempo dopo di noi, a tutti l'augurio di una buona serata.